Pomeriggio a tutti, grazie per essere qua. Sono Fausto Iori, sono amministratore delegato di Natura Sì e devo ringraziare moltissimo Veneto Agricoltura che insieme abbiamo contribuito per organizzare questo evento che ha richiesto un po' di tempo perché come vedrete poi nei prossimi 2 o 3 ore di lavoro è molto ricco. Abbiamo un sacco di persone con grandi competenze. Però quello che volevo trasmettervi per iniziare è un po' il motivo. Per quale motivo abbiamo fatto questo incontro? Come avete visto nell'agenda, sostanzialmente nella prima parte ci facciamo questa domanda: cultura per produrre crediti di carbonio? Quindi in qualche maniera andremo a vedere con prove, con sperimentazioni serie, sensate di lungo periodo, andremo a vedere di affrontare, di capire con dettaglio tecnico effettivamente quale agricoltura crea crediti di carbonio, ovvero quello che viene chiamato credit farming. Questo è un tema molto moderno, ci sono tante realtà che si stanno inventando un po' di cose. Noi reputiamo che per capire bene questa tematica dobbiamo andare a vedere le prove di lungo periodo, perché solo nelle prove di lungo periodo si capisce come funziona l'agricoltura, le tecniche agricolturali. Quindi questo è il primo grande tema: quale agricoltura porta crediti, porta carbonio, quindi carbon farming, e quindi di conseguenza il successivo passaggio è: ma poi dei crediti del carbonio, cosa ce ne facciamo? Perché ne parliamo? E questo è probabilmente il grande obiettivo del futuro, che è quello, parlo come Eco Natura Sì, noi abbiamo quasi 300 aziende agricole che lavorano per noi e sappiamo benissimo che l'agricoltura è complicata. L'agricoltura in questo momento è veramente complicata, il cambiamento climatico è difficile, è una crisi climatica. Produrre bene, produrre con qualità, con una prospettiva di futuro e quindi con la guardante fertilità è complicatissimo e è estremamente costoso. Quindi noi siamo convinti, e lo vedremo nella seconda parte di questa giornata di lavoro, che l'agricoltore ha bisogno di redditi addizionali. L'agricoltore che produce bene, che produce per il futuro, quindi produce cibo di qualità, ma anche dà vitalità alla terra, dà fertilità alla terra, deve guadagnare oltre il prodotto, perché produce in maniera implicita dei servizi ecosistemici, produce bellezza sul territorio, produce ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua, produce fertilità, produce carbonio. Bene, il carbonio è uno dei pezzettini in cui reputiamo si possa aumentare la remunerazione e quindi la redditività dell'agricoltore oltre i prodotti. E oggi parleremo proprio di questo argomento perché il carbonio, quindi i crediti del carbonio, sono qualcosa vicini, parleremo anche di normativa, sono vicini a essere concreti, a diventare un vero strumento di reddito addizionale per l'agricoltore. Poi ci saranno altri temi, ci sarà alla fine della giornata parleremo invece di altre cose che l'agricoltura, di altri sistemi, scusate, di altri servizi ecosistemici che l'agricoltore fa, che in questo momento regala. L'agricoltura ovviamente, che sto parlando di agricoltore che fa agricoltura prospettica, che guarda il futuro, non solamente quella che guarda la mera produzione, ok, ma quello che guarda alla bontà del prodotto, alla salute del prodotto e alla salute anche della terra. E quindi parleremo poi anche di prospettiva futura. Quale altro servizio ecosistemico che in questo momento l'agricoltore regala può invece vendere e quindi remunerare e avere un maggiore introito? Questo è il grande obiettivo di questo incontro, che ovviamente ha un contenuto inizialmente tecnico, agronomico, e poi invece un po' più sistemico. Lascerei allora la parola, dopo aver ringraziato voi tutti e anche chi è in remoto. Speriamo che lo streaming funzioni perché siamo in una bellissima azienda agricola e molto spesso tecnologia, connettività con le aziende agricole non vanno molto d'accordo. Lascerei la parola a Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura, che vorrei che presentasse questa bellissima realtà che probabilmente voi avete visto venendo, ma se avete la possibilità, a fine convegno c'è anche la possibilità di guardarla, di fare un giro, di osservare questa peculiarità straordinaria di questo territorio. Lorenzo, lascio la parola a te per introdurre sia la parte, diciamo, del territorio di questa azienda pilota sperimentale, sia anche l'esperienza già fatta da lungo periodo, proprio per vedere questa quale agricoltura crea. Grazie grazie molte Fausto della presentazione e benvenuti alla Dreggia.
Valle Vecchia è un posto unico al mondo per diversi aspetti che adesso cercherò di illustrarvi. Questa presentazione è un lavoro di gruppo, vedete ci sono molti autori, alcuni sono di Veneto Agricoltura, Francesco Antini, Lorenzo Agostinetto, Fabiano della Venezia, Marco Benito e Vergolo sono nostri collaboratori, ma anche con l'ARPA, la dottoressa Francesca Ragazzi e la dottoressa Francesca Pocatella, che con noi stanno lavorando per capire effettivamente gli effetti di diversi tipi di agricoltura, diverse pratiche agricole hanno sul terreno e soprattutto sul contenuto di carattere del terreno. Siamo a Valle Vecchia, che è una delle 4 aziende pilota di Veneto Agricoltura, quella del Veneto orientale, vicino al mare. Voi vedete che si colloca tra Bibione e Caorle ed è l'ultimo pezzo di costa di un certo significato, di una certa estensione, che non è interessato dagli elementi. Voi partite da Trieste e andate in giù, mi metto di qua perché rompo i sentimenti. Non si sente abbastanza, grazie Gianluca, mi scuso. E è l'ultimo pezzo di costa dove ci sono ancora le dune come la natura vorrebbe. All'interno ci sono ancora le dune grigie e c'è un'evoluzione naturale delle dune. Questo fa sì che buona parte dell'azienda sia zona SIC, sito di importanza comunitaria. È anche ZPS per un'altra parte, quasi tutta l'azienda, quasi una parte no, o è ZPS o è SIC. Era una laguna o laguna più zone umide fino alla fine degli anni 60. È una delle ultime bonifiche in assoluto. Poi è stata trasformata, vedete, inizio anni 70 era questa cosa qua, una pianura piana, con poca in realtà vegetazione, poca biodiversità perché era buongiorno. Successivamente, per una serie di eventi storici e soldi, un momento meraviglioso per noi, ci sono delle serie cacco si raccomandate, lei viene qua, Arco per raccomandare. Siamo quasi evangelici questo periodo. Allora, c'è stato un momento della nostra storia, noi potremmo quasi dimenticato oggi, in cui i soldi ne correvano. Oggi noi ricordiamo i soldi, ma una volta i soldi ci ricorrevano. Era un momento di vacche grasse, anni 90, in cui la nostra comunità ci dava delle risorse e noi dovevamo metterci dei progetti, ma ce li dava, non eravamo in competizione, per fare opere di rinaturalizzazione. E i nostri predecessori hanno utilizzato questi soldi per creare a Valle Vecchia degli habitat naturali nuovi. Erano artificiali, ma poi sono diventati naturali perché la natura li ha semplicemente colonizzati. Voi cambiate qualcosa in natura, la natura lo capisce in brevissimo tempo, perché le specie sono abituate a muoversi molto velocemente, a fare tanto monitoraggio. Sono i primi monitoraggi di tutto il lavoro. E quindi abbiamo salate, zone umide, dolci, che sono tutte create artificialmente, colonizzate poi dalle specie che vengono. Alla fine questo ha portato una caratteristica speciale, oltre alle dune che sono ancora ha fatto sì che a Valle Vecchia ci fosse un'altissima densità di biodiversità, cioè tanti habitat uno vicino all'altro. Voi mi direte, ma non è solo a Valle Vecchia che è così? No, io vi dico, provate a cercare nel mondo e voi troverete delle zone meravigliose, tipo la Camarga, per esempio, zone umide meravigliose, ma sempre la stessa roba. Noi diciamo anche la cosa più bella sia sempre la stessa, più o meno viene a noia. E quindi qui a Valle Vecchia la noia non arriva, che ogni 300-400 metri si fa un habitat diverso. Quindi una prima caratteristica che rende diversa Valle Vecchia da quello che noi abbiamo scoperto nel mondo come
di azienda agricola è il fatto che ha questa alta densità di biodiversità, alta densità di acqua. L'altra caratteristica importante che ha è che questa alta densità di habitat convive con l'agricoltura. Tutti questi habitat sono in mezzo ad appezzamenti coltivati e quindi noi potremmo distruggerli nel fare le nostre cose. Ed è per questo che quindi riteniamo che Valle Veneto sia un laboratorio a cielo aperto eccezionale, unico per quanto siamo riusciti a capire, per rispondere a questa domanda qua. È possibile fare agricoltura di qualità e reddito, tecnologicamente avanzata, realmente sostenibile, in armonia con l'ambiente naturale di pregio, in un contesto di cambiamento climatico da contrastare? Beh, qua ho fatto fuori la bocca, se dietro, da contrastare o esagerato, diciamo da mitigare. Ecco, questa è la domanda. Tutte le prove che vedrete nelle letterine le trovate, sono intese a dare una risposta a questa domanda. Ed è per questo che riteniamo che Valle Vecchia sia veramente speciale. E da dove partono le prove che facciamo? Partono da questa constatazione, che il processo agricolo convenzionale prevalente non è sostenibile. E non è sostenibile per la sostenibilità a tanti punti. Oggi non ci perdiamo tempo, che abbiamo altri obiettivi. E questo non è tutto. Ma uno dei principi fondamentali della sostenibilità Sì, no, questo è tutto. non deve avere il potenziale. E se noi andiamo a guardare la carta che i nostri amati colleghi dell'ARPA producono costantemente con aggiornamenti, e guardiamo il contenuto di carbonio organico dei nostri terreni, come vedete noi abbiamo una prevalenza di giardino interico, che sarebbe il contenuto più basso, 1-1,5% di sostanza organica. Eravamo partiti da valori ultimi, il che vuol dire che noi stiamo perdendo carbonio e stiamo perdendo potenziale produttivo. Perché diciamo stiamo perdendo potenziale produttivo? Perché la scienza ci ha dimostrato, con scoperti che ormai si smentirà se non riterrà, la scienza ci ha insegnato che il parametro che sintetizza questo potenziale produttivo che facilmente, che noi possiamo in modo serio misurare, è il contenuto di carbonio dei terreni. Qua non facciamo la lezione sul perché, qua diciamo di ora, di acqua, eccetera, per una serie di motivi è correlato al potenziale produttivo di ciascuno terreno. Allora ci dobbiamo porre il problema: se questa è la verità e milioni di ettari ce lo dimostrano e la scienza ce lo dimostra, dobbiamo fare una soluzione, perché un processo non sostenibile è un processo che prima o poi cessa, e chi dipende da quel processo cesserà. Allora il primo punto che noi abbiamo pensato di individuare è che dobbiamo bloccare la perdita. Quindi la strategia è in due passi: bloccare la perdita, avere delle tecniche, delle pratiche agricole che bloccano la perdita del carbonio, pratiche poi c'erano nel suo ritorno successivo. E abbiamo individuato come pratiche, come gruppo di pratiche che bloccano la perdita: l'agricoltura di precisione, le rotazioni e avvicendamenti adatti, la difesa integrata avanzata vera e non perfida, agricoltura conservativa flessibile, cover crop adatta, modelli previsionali sempre più performanti. Poi, messo in campo questo, vogliamo accelerare. Questo è uno dei lavori interessanti che stiamo facendo con APA, è quello di aiutare ad accelerare il rientro della sostanza organica. E come lo facciamo? Con due strategie principali: l'agroforestazione. Troverete nel sito nel YouTube Veneto Agricoltura, entrate in YouTube Veneto Agricoltura, vedrete i video sul primo ciclo di agroforestazione che è stato chiuso a Sasserani
28 febbraio 1 marzo 2025 come si potrebbe fare e i vantaggi, eccetera, eccetera, gli svantaggi, le problematiche, ma quanto di interessante c'è dietro questa soluzione. E gli apporti organici di sostanza organica. Ancora 10 minuti. Grazie, mi dai dopo i due bonus 2, grazie, sto concludendo il giro. Quindi alla fine cosa devo fare? Mettendo insieme queste due cose. E devo evitare di impattare negativamente sulla biodiversità del terreno che sto facendo e devo favorire una condizione di biomassa per tutto l'anno, perché è quella che poi aiuta a aumentare mentre sto anche evitando di bruciare. E quindi alla fine devo fare dei pacchetti olistici. Sulla base di questi ragionamenti noi riteniamo di aver messo in campo con una fatica estrema una sperimentazione in scala reale dove questi pacchetti con tutte queste cose insieme sono confrontati su scala reale sulle 3 aziende pilota di agricoltura, dove ci sono 2 grandi trattamenti: l'agricoltura flessibile olistica, che noi la chiamiamo così, sostenibile, e l'agricoltura convenzionale, non come l'abbiamo pensata fino a poco fa, ma già evoluta con la sua rotazione, con una difesa come la legge vorrebbe che si facesse, eccetera. E lo facciamo partendo dall'agricoltura di precisione, che è la base di tutto. Quindi abbiamo individuato le zone omogenee di ciascuna azienda e abbiamo fatto in modo che ciascuno dei 2 trattamenti sia presente in ciascuna zona omogenea, in modo da avere tantissime ripetizioni in zone diverse, in condizioni diverse. Le aziende, avete visto, sono dislocate in 3 posizioni ben diverse nel vento, e quindi tutto l'insieme solido per capire se un fattore è veramente forte. E quindi alla fine il pacchetto è agricoltura di precisione come base, con il dosaggio variabile, rotazione complessa, più complesso un agrosistema, più un agrosistema è stabile e quindi più può produrre sostanza organica. Difesa integrata avanzata, evitando di fare i trattamenti profilattici che malgrado dal gennaio 2014 è obbligatorio l'applicazione del principio di difesa integrata, predominano ancora nei nostri campi. No alla natura, minima lavorazione possibile. Tempestivo uso del transplantatore, perché all'inizio di questa avventura noi abbiamo tutti i difetti e non abbiamo nessun vantaggio, quindi abbiamo bisogno, soprattutto all'inizio, quando il terreno è povero di sostanza organica e non lavoro meno, di avere il vantaggio della natura senza e quindi uso degli strumenti di questo tipo qua, che ovviamente sono oggetti copertura continua del terreno anche con le cose, che sono una parte fondamentale di Cosa, scusi? non posso cercare di porto via anche le simili no. E loro mantenimento pratiche di educazione per il rischio, devo cambiare mentalità, perché non sono i 3 quintali in più, non pestare il terreno, è sì produrre e fare reddito, ma non calpestare il terreno, usare macchine leggere, troppo pesanti, sopra il stiamo lavorando per questo programma di connessione. Sì, proietteremo le slide. L'agricoltura di precisione noi la mettiamo lo stesso. Si può pure condividerlo, lo condivido pure che dopo facciamo direttamente ascoltazione, fertilizzazione. Sì. E ovviamente abbiamo pianificato una serie di livelli di parassiti, investimento certo, dopo adesso le diciamo noi quanto abbiamo per poi fare un effettivo stock. C'è il smoke dell'altro là. E quello del tipo diciamo ma sperimentazioni di lungo periodo che abbiamo nel nostro piccolo fatto anche noi, ma da quelle che hanno fatto gli altri e da tutto quello che la scienza ha pubblicato. Quindi non abbiamo messo insieme tutto quello che a pezzi o in pacchetti più grandini, non completi come quello che vi ho descritto,
abbiamo visto, e tutta la bibliografia scientifica che abbiamo a disposizione per fare. Lei mi sta... La pagina, pagina. Ok. Allora, in questa storia delle prove di lungo periodo, parte per chi è anziano come me, ricorderà lo slogan agricoltura blu. C'è qualcuno che è vecchio abbastanza, dichiari la sua età, chi lo dice c'è già che sei vecchio. Comunque, agricoltura blu, anni 2000, fine anni 90, anni 2000, era uno slogan per promuovere la minima lavorazione alternative alla natura. Quindi non è che parliamo da ieri, ne parliamo da qualche annetto. Ma è una manifestazione dove facevi vedere la macchina. Il salto di qualità che abbiamo fatto nel 2010 è stato cominciamo a fare dei pacchetti in cui tutte le cose sono insieme e vediamo quali sono i risultati. E la prima è stata quella che ho trovato questa pubblicazione. Oggi vi posso fare uno spot di quello che potete avere a disposizione perché in dettaglio con pochi minuti rimasti non possiamo. Però, 5 grazie. Un 2 di bonus o senza? 2 di bonus. Cioè, cazzo che si fa. Allora, in questa pubblicazione troverete 8 anni di sofferenza. Qui c'è tutta la nostra sofferenza. Perché quando si parte da poca sostanza organica la sofferenza prevale. Soprattutto se i terreni sono limosi. E quindi troverete qui i primi output. Io devo ringraziare moltissimo il professor Francesco Morani che ci ha supportato in tutto questo lavoro e questo risultato è nostro, dove vedete che in 8 anni siamo riusciti a l'azione 1, come potete vedere, di Edson. Qui era un approccio l'opposto del flessibile. Noi abbiamo seguito quello che la nostra regione per prima in tutta Italia aveva proposto come agricoltura conservativa, la semina su sotto. E abbiamo applicato quello che diceva il regolamento, però il regolamento che ha anche degli scopi di controllo, eccetera, era un po' poco flessibile, diciamo così. Per cui è creato i problemi e vedete le produzioni sono proprio incoraggianti. Però il buono, comunque vedete, è aumentato 0,2 su nella parte superiore, meno sotto, è una componente. Come vedete, con una sperimentazione di un anno non si capisce il cellulare. Non va. Si è notato tutto, artista. 30 secondi dopo. Bene, in queste sperimentazioni abbiamo guardato tanti effetti, abbiamo guardato anche cosa succedeva per le avversità e abbiamo visto che comunque la maggior parte dei casi non avevamo aumenti significativi di danni da insetti, per esempio, se non le lumache ci hanno rotto i sentimenti abbastanza, ma siamo riusciti a controllarle. Abbiamo visto che subito aumentava la biodiversità, l'attività enzimatica è aumentata già in 3 anni, già aumentava. E poi abbiamo fatto altre cose, ma allora possiamo migliorare ulteriormente mettendo in campo, diventando più flessibili, cioè invece di fare solo soldo, facciamo anche minima lavorazione ogni tanto per risolvere i problemi e siamo andati con un altro progetto. Trovate questa pubblicazione qui e là, se ci mettete del tempo, troverete tante informazioni interessanti, dove vedete la minima lavorazione con l'applicazione dell'agricoltura di precisione ha dato risultati del tutto paragonabili al convenzionale. C'è un'informazione interessante. E anche il reddito netto della minima lavorazione con l'applicazione dell'agricoltura di precisione full, cioè anche col dosaggio variabile, ha dato redditi netti che considerano anche la tecnologia positivi anche superiori al convenzionale e risparmiando, come abbiamo visto stamattina con Andreas, con risparmi netti di energia. Poi siamo partiti con questo lavoro per vedere quanto i sistemi, con 2 grandi progetti di aumento, con la strategia era un aumento della superficie. Allora abbiamo fatto un progetto sull'agroforestazione che troverete a Sasserami,
sviluppo più completo e troverete nei video YouTube Veneto Agricoltura e Agroforestazione, troverete tutto quello che è stato prodotto recentemente. Qui a Valle Vecchia e anche a Sasserano abbiamo fatto un confronto testimone con il stato principato. Perché? Perché teoricamente l'aggiunta di sostanza organica che possa arrivare a rapporti carbonio-azoto utili, in ipotesi di errore deve portarci a un aumento di sostanza organica di buona qualità più stabile. Questo era l'assunto teorico. Qua vedete che sono 6 anni, P0.0 3 anni, se TF1 è 3 anni, TF2 sono 6 anni, voi vedete che il confronto fra il gestato principato e testimone ci fa vedere come ci sia una netta differenza, che questo processo si è avviato, e quindi è un altro modo di aumentare la sostanza organica e di accelerare il processo di accumulo della sostanza organica. Sto arrivando in fondo, così un minuto adesso finisco. Ovviamente noi abbiamo fatto alcune cose, abbiamo provato del pacchetto complessivo che vi ho descritto, dei blocchi di pratiche insieme, ma non tutto insieme, e l'abbiamo messo poi tutto insieme in un unico pacchetto. Tutto questo lo abbiamo fatto sulla base delle nostre esperienze, sulla base delle esperienze degli altri. Poi vi sparo tutta una serie di articoli che sono alla base delle scelte che voi avete visto. Qua ovviamente non ho il tempo di andare, ma per ciascuna pratica ci sono le principali pubblicazioni che noi abbiamo considerato, e di altri. Quindi il messaggio finale che io posso lasciare è: c'è moltissimo. 30 secondi per dire il messaggio finale che mi ha. Il chairman è generoso. La sostanza organica è chiave per la sostenibilità, è chiave anche per il reddito dell'agricoltore, per i vari motivi che poi saranno spiegati successivamente. Però è un processo lento quello di aumentare. Esiste, si può fare, se si fanno bene le cose, se si investe, se si ha tanta pazienza anche, e se si cambia testa, se si cambia mentalità. Spesso il nostro problema non è un problema tecnico, è un problema culturale. Dobbiamo spesso cambiare cultura, cambiare approccio, ma è possibile, e ci sono già dati tecnici, non è che non abbiamo nulla, non partiamo da zero, molta informazione. E lo scopo di oggi, come ha detto il dottor Iori prima, è quello di fornire tutto quello che sappiamo, che spesso non viene per nulla considerato, per veramente vedere quali sono le pratiche che sono crediti di carbonio, ed esistono, e vanno migliorate, vanno messe a terra, ma ci sono. Grazie mille Lorenzo, grazie. C'è questo concetto che fertilità in qualche maniera e carbonio nel suolo organico sono due elementi molto correlati, che un po' come subword delle presentazioni. Dall'altra parte vi porto a casa un altro concetto, ci portiamo a casa un altro concetto: i tempi. Sono un orizzonte temporale elevato, non stiamo parlando, un anno è quasi nulla in una sperimentazione o in una pratica agricola. E proprio per questo volevo chiamare Antonio Berti, professor Berti, che ci racconta una sperimentazione anch'essa di lungo periodo, che permette in qualche maniera di avere una visione anche di quello che succede nella sostanza organica e in particolare nel carbonio organico nel suolo nel lungo periodo, e anche gli effetti sostanzialmente di saturazione. Un tema assolutamente interessante. Prego, grazie Berti. Grazie. Sì, vi chiedo una cortesia, se avete la connessione wifi potete sconnetterla, perché purtroppo abbiamo problemi di connettività per lo streaming. Per adesso sconnettetela, perché altrimenti i telefonini prendono la banda e non funziona lo streaming. Grazie mille, grazie mille. No, non so dei rapporti. Niente, noi abbiamo provato. Questo così è un po' più comodo per fare il finale del slide, non di staccare. Allora, benissimo.
non disturba la visione. Va bene, grazie allora. Intanto Lorenzo vi ha raccontato i riferimenti per cercare di tirare su tanto organica di volo. Quello, io oggi vi racconto un po' quello che è la nostra esperienza di più di 70 anni ormai con le prove di lungo periodo. Lunghissimo periodo, potrei dire 60 anni. Beh, vabbè, dipende, su Novaro Tamsted è il monumento per scemi 50 anni è del 1894. Mi pare, quindi insomma, c'è qualcuno che ha delle prove un po' più dicevo, comunque, l'università, quando ha messo piede alla Verdi Legnaro, ha subito, grazie a tutto Giardini, recentemente scomparso, ha messo su una serie di prove di lungo periodo, sono 4 quelle che adesso vengono vestute al momento, per cui oggi ci soffermiamo su quella, col numero di valutazione, una prove rispetto a quello che ha appena raccontato Lorenzo, io vi racconto quello che succede se uno non sta ancora cercando delle tecniche per aumentare. Comunque, interessato che vedere anche dei sistemi dell'intelligenza convenzionali perché il lungo periodo ci permettono sia di valutare l'impatto generale delle pratiche agricole di territorialità comodo, ci permettono di andare a vedere anche delle misure a livello locale, dei flussi di carbonio, delle emissioni di carbonio, e ci permettono anche di fare delle analisi alla microscala, andando a vedere cosa succede proprio nel dettaglio, appunto con la microtomografia, andando proprio nel microscopico all'interno del terreno per cercare di capire cosa sta succedendo. Comunque ci ritorniamo rispetto alla terapia. Allora, la prova a quale ho detto una foto vecchia, prima è tutto il Veneto di qualche anno fa, termini statistici che emergono un clean plot, cioè ci sono due zone diverse in cui possono essere messi dei fattori di intensificazione diversa. Quando è nata la prova era uscita con un confronto tra presenza e assenza di irrigazione, all'epoca la fase era molto superficiale, dopo 15 anni, quando si chiudono tutte le rotazioni, si è passato a una struttura diversa. Quindi il periodo che mi interessa di più è quello appunto dall'89-90, qui era stata strutturata una pronta con un confronto tra sistemi diciamo, vediamo qua, un sistema misto adattivo protettico, per cui era la stata con i fertilizzanti organici, quando erano dei sistemi senza tagli, in cui sostanzialmente l'unico apporto in cui non si diventa incorporare. Ci sono diversi livelli di rotazione, ci sono vari tipi di rotazione, da monotipazione fino alla sessennale complicata, c'è un fatto che è importante, le passerelle che sono così e che ti danno un'informazione importante sulla baseline. Prima cosa che vediamo è cosa succede in questi oltre 60 anni in termini di resa. Dal 89, se guardiamo a destra della linea rossa, quello che vedete è che c'è sopra il pacchetto di tesi che hanno solo la fertilizzazione minerale, l'incorporamento dei residui, con l'eccezione della sessennale, in cui i residui vengono portati via, ma viene apportato dell'etano a una sessennale alla medica, quindi si continua a ci sia una. Se vedete, c'è stata una fase di stabilità fino all'inizio degli anni 2000 e poi tendenzialmente un trend decrescente del livello di crescita. L'unica che ha tenuto botta, diciamo, come si suol dire, è la sessennale inflammata. Con le tesi, invece, il pacchetto di tesi con il porto di stabilizzato organico del quanto bovino, ha un trend intermedio più modesto, però anche qua c'è una tendenza un pochino al calo con dei vantaggi delle rotazioni di conferenza. Allora, problema perché come ho iniziato a parlare di questo. Allora, vediamo qua, diamo un'occhiata a quello che è successo nell'orizzonte superficiale in terreno nei primi 30 anni. Questo è un momento della sostanza organica, sostanzialmente dal punto di partenza della comunità alla prova, è stato un primo calo, poi meno male è stato un pochino di indicazioni,
cambio di rotazione, delle strutture di rotazione è cominciato un canale che adesso apparentemente è arrivato a risultare. E quindi devo farvi notare questa linea qua in blu, che è il prato permanente, che veramente all'inizio stabile a quello che era il 62, e agli stati 60 anni continua, nonostante il questo, in qualche maniera a mantenere il sostanza organica stabile, mentre tutte le altre specie hanno perso. Quindi, prima cosa che potrebbe venirci, un dubbio che potrebbe venire, è perché ci può essere un problema legato a quanto carbonio abbiamo buttato dentro, potremmo non avere buttato abbastanza carbonio per compensare l'indice, ci potrebbe essere un problema di qualità del carbonio che abbiamo buttato, fonti diverse possono avere effetti diversi, ma che è un effetto legato alle lavorazioni del terreno, confrontata con non disturbo del terreno e basta del mercato. Allora, siamo un'occhiata, prima cosa, era un'occhiata in termini di input e di carbonio. Allora, quando vedete appunto la situazione, fino all'89, bene o male, gli input di carbonio erano abbastanza costanti, con l'introduzione del liquame e l'incorporamento dei residui, nelle tesi che ricevevano il liquame, è stato un netto aumento della quantità di carbonio mediamente che viene dato, viene incorporato. Con il solo incorporamento dei residui, praticamente abbiamo un livello abbastanza costante, su un po' di variabilità legato alla variabilità internazionale, ma siamo sul livello del più basso di carbonio. Guardando però la situazione del quanto dei residui, viene da dire che il problema non è la quantità, ma il problema qualitativo. Esatto. Allora, questo possiamo andarlo a vedere nella sessionale, nella rotazione sessionale, che sempre qua confronta di quanti più residui contro un apporto di letame e importazione agricole. Allora, qua sotto vedete quello che è l'input di carbonio medio. Con il letame, l'input è dato dal temi radicali, avevo ricordato nel calcolatore non trovavo il punto, però non ho l'indicatore, è qua. Non c'è. Allora, qua l'input di memoria dagli apparati radicali sostanzialmente e dal non voleva vabbè, non importa, adesso va. Vediamo se c'è il dictatore. Allora, dicevo, l'input di carbonio è dato dagli apparati radicali e dal carbonio portato dall'etame, dall'altra parte degli apparati radicali le rese sono circovali, quindi sono circovali, c'è tutta la porta di rapporto di risultato. C'è un apporto di carbonio circa del 70% superiore nelle tesi con l'implano a fronte di un calo più rapido del contenuto di sostanza organica. Quindi evidentemente il problema è un problema proprio qualitativo di ciò che si succede. In realtà dobbiamo vedere tutto il disegno di settore. C'è una relazione grosso modo tra quantità di carbonio che entra dentro e carbonio organico nell'orizzonte superficiale, ma ci sono delle tesi che sono diverse dalle altre, che si stancano. Quindi evidentemente succede qualcosa di allora, possiamo vedere molto semplicemente, molto diciamo, tipo di lavorazione, no? Possiamo semplicemente l'interpretazione sulla base delle quantità di carbonio che sono state apportate dalle varie continue, cosa che quello che vediamo che effettivamente il letame, lo sappiamo bene, è la fonte più efficiente in termini di carbonio, che però la seconda, più importante, è la componente radicale. Questo è estremamente importante. Estremamente importante è tutto quello che anche accennava con Lorenzo sul passaggio a minime lavorazioni, non lavorazioni, per crop sono estremamente importanti come sistema proprio per aumentare l'input radicale. Quella è una componente importante, ricordate che sono fondamentali se volete cercare di migliorare la qualità del suolo. I liquami invece
cioè mediamente meno efficienti, i residui coerenti sul lungo periodo, sostanzialmente, per carità, sono un apporto di carbonio, male non fanno, però l'efficienza, termini di efficienza di fruizione di carbonio stabile, siamo a un livello estremamente basso e questo dipende sostanzialmente dal rapporto carbonio-azoto di diverse fonti di carbonio. Un'ultima considerazione, per lui il confronto qua il prato, qua sulla sinistra, con una serie di monocolture arabili, quindi c'è un fattore importante di disturbo del suolo, che hanno però lo stesso livello di fertilizzazione e di apporto di materiale. Allora quello si vede che effettivamente c'è un salto in termini di contenuto del carbonio organico complesso e c'è soprattutto una grossa differenza, cioè il contenuto di carbonio nei primi 30 cm, il contenuto di carbonio è stato per un effetto della natura e anche molto quello di ridistribuire il carbonio per entrate in carbonio negli strati e negli strati. C'è però un'altra tesi che voglio questa è una tesi lavorata, è una monoproduzione di mais, dovrebbe essere un disastro dal punto di vista tecnologico. Invece che riguarda l'input totale di azoto e di carbonio non è tanto che si vede che sostanzialmente assomiglia molto un contenuto totale al prato. C'è anche qua una differenza, una maggiore quantità, meno carbonio mandato superficiale, più carbonio nell'altrato, nel 30%, nel prato. Quindi, diciamo, qua ce la possiamo giocare in due maniere. Dal punto di vista strettamente agronomico, è più interessante avere tanto carbonio nello strato superficiale, dove serve di più dal punto di vista agronomico. Se però parliamo di sequestro di carbonio, anche le quote sono presenti nello strato inferiore, anzi probabilmente sono per certi versi quasi più importanti di quelle dell'orizzonte superficiale, perché sono più protette dalla degradazione, dalla decomposizione per essere un cristiano. Però quindi in realtà questa quota si ha è un carbonio proporzionalmente più stabile di quello che c'è nella zona superficiale. Quindi attenzione che a seconda di quello che vogliamo fare, produttività o stoccaggio di carbonio, le cose potrebbero essere diverse. Anche i sistemi arati possono avere il loro significato. Ultimo punto, andiamo un attimo dentro sulla struttura del terreno, per non esserci 8 minuti ancora, queste sono due carotine di terreno analizzate con microtomografo a raggi X, qua vedete la televisione in senso sono slide pettine orizzontali, quindi la forma smontata del formato del terreno arato. Quello che si vede sostanzialmente nel terreno arato è una distribuzione di vaporosità, quindi i punti bianchi sono i pori, i buchi nel terreno, sono stato tolto il polo del torre. C'è una certa quantità anche il prato ha una quantità di mantenimento di canali che sono ex permiti e composte il passaggio del canale fatti dagli ombriti, eccetera, sono quelli essenziali nella fase di passaggio soprattutto a minime, soprattutto a non lavorazione, sono quelli che permettono il mantenimento dell'arrietamento degli stati profondi del terreno e non la permeabilità, sono dei canali di passaggio dalla zona superficiale. Quindi sulle prove, anche sulle prove qua non c'erano delle prove di lavorazione, sulle prove fatte a Lignano con sistemi non lavoranti, sistemi non lavoranti praticamente da un sistema una permeabilità del sabbio pari a quella degli arami. Grazie sostanzialmente a queste strutture canali permanenti che si formano e vengono mantenute all'interno. L'ultimo punto, volevo fare, che ho fatto in fretta del dovuto, questi sono sempre tre analisi fatte, in questo caso invece
solo concimazione minerale, non concimato, 60 anni di non concimazione per peggiore, come concimazione condensata. Allora, quello che vedete, intanto, ovviamente, l'ultima colonna sono le immagini del tolto il solido con gli spazi vuoti, chiaramente il povero non concimato, situazione estremamente compattata, con una porosità estremamente ridotta, questo è il valore della porosità in per cento estremamente alto, e invece negli sistemi la porosità è più alta. Però si vede anche una differenza, questo dovrebbe essere in grado di leggere, conoscere questi esempi, però questo è il coefficiente 4, to be connection, è un indice di quanto sono connessi i pori tra di loro. Il tema con l'etame ha un grado di connessione dei pori, quindi una possibilità di circolazione dell'acqua e dell'aria all'interno del sistema che è nettamente più alto. L'altro, il sistema lavorato, ha abbastanza, in realtà abbastanza porosità, abbastanza spazi, però sono dei stati di specie di microcosmi isolati, in qualche misura. No? Quindi quello è uno degli effetti importanti della produttività diretta è un sistema con un tenore di sostanza organica più elevato, ha una conducibilità una conducibilità anche nel gas e una possibilità di intercomunicazione, diciamo, all'interno del sistema suolo che è completamente diversa, nettamente superiore. Quindi sono effettivamente molto, ma molto efficaci. Quindi, ripeto, ho dei punti conclusivi. Mediamente, nel nostro caso, ho anche un attimo un'idea del futuro che dovrei avere con un paio di 2 minuti. Dicevo, nelle nostre condizioni, abbiamo perso quasi un terzo della sostanza organica, e che vuol dire un'emissione media abbastanza elevata. Il prato, però, come si diceva prima, conferma il fatto che bisogna che il sistema di mantenimento della sostanza organica almeno non dove. Però c'è un problema di qualità dell'inizio che usiamo, e in realtà possono anche essere tenuti i sistemi degli effetti rilevanti in termini di carbone anche nei sistemi dati, se l'input la diventa essenziale la qualità. In realtà adesso noi siamo ogni 12 anni, c'è la possibilità, con tutte le votazioni che chiudono contemporaneamente, c'è la possibilità di fare delle piccole modifiche alla legislazione. Da questa era stata l'anno prossimo, cioè il reale, abbiamo fatto delle modifiche mantenendo ovviamente le tesi che stanno una baseline, all'andamento temporale nella situazione, ma cercando di introdurre fonti diverse di carbonio da acetato, olio, impostati, altri materiali, per cercare di invertire e vedere se si inverte effettivamente il trend in caso della sostanza organica, cercando ovviamente di mettere in carreggiata il sistema. E con questo, però, i risultati di questo ve li racconterà qualcun altro, perché da 3 anni la riflessione. Tanto tempo grazie, era Adesso partiamo con un ospite che è connesso da remoto, che è il dottor Campanelli del CREA, e ha seguito una ricerca di lungo periodo con l'agricoltura biologica, sia nell'ambito dell'agricoltura che del clorovivaismo. Dottor Campanelli, mi sente? Sì, la sento. Perfetto. Mettiamo in schermo la condivisione. Lei può gestire direttamente anche le sue slide. Si tenga tendenzialmente tra i 15 e i 18 minuti. Grazie mille. Buon pomeriggio a tutti e ringrazio l'organizzatore invito da spiegare per portare la ricerca di lungo periodo Poi saremo questa transizione economica con il metodo biologico ha sul terreno. Qui ho indicato un po' un indice di quello che sarà il mio intervento. Solo 2 parole sull'orticoltura, sulla sede di Monsan Polo del Tronto. In realtà non vediamo la slide inteso come slideshow, vediamo solamente
il power. E dunque, vediamo se riesco. Ma guarda, che Allora, sei condivisione, come secondaria rappresentazione, ma non. è quello il modo. È giusto. È conosciuta per le attività nell'ambito del miglioramento genetico delle specie orticole. La sede di Monsampolo poi ospita per conto della Regione Marche la Banca del Germoplasma, dove sono conservate oltre 500 accessioni orticole ed erbacee a rischio di erosione genetica. Una particolare linea di ricerca da qualche tempo riguarda anche le tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, in particolare dell'orticoltura biologica. Quindi brevemente la storia del nostro dispositivo di lungo periodo. Le ricerche sul biologico sono iniziate circa 25 anni fa, quando nel 2000 ci siamo chiesti di quale potesse essere la strategia migliore per affrontare uno studio su un tema così complesso come quella dell'orticoltura biologica. Un tema sicuramente complesso perché l'agricoltura biologica ha molteplici implicazioni o esternalità. Alcune sono dirette e facilmente misurabili, ad esempio le rese, ed altre invece sono indirette di più difficile quantificazione economica, come ad esempio le ricadute ambientali che vanno a vantaggio dell'intera collettività. Quindi poi applicare semplicemente il metodo di produzione biologico poteva essere riduttivo e anche fuorviante, soprattutto con un terreno come quello nostro che era poco fertile. Quindi l'idea fu di considerare l'intero sistema di produzione biologico, e questo in un arco temporale però medio-lungo, per dare modo al terreno di ripristinare un livello di fertilità accettabile. E quindi fu chiesta la certificazione di un ettaro di terreno, e all'interno di questa superficie creammo il nostro dispositivo di lungo periodo che abbiamo poi chiamato MOVE-LTE, Monsampolo Organic Vegetable Long Term Field Experiment. Si tratta certamente di un approccio di ricerca interdisciplinare, olistico, per cercare di evidenziare tutte le esternalità del processo produttivo. Questo approccio ci doveva consentire di raccogliere sia dati per pubblicazioni scientifiche, ma nello stesso tempo ci permetteva anche di verificare quelle che sono le difficoltà operative, sia in ordine alle tecniche relative alla nutrizione e alla difesa delle piante, e sia quelle di ordine burocratico amministrativo, dato che il terreno è sottoposto, come ho appena detto, ad un regime di controllo, essendo certificato. Una panoramica del nostro campo biologico di un ettaro, all'interno del quale è stato ricavato il dispositivo di lungo periodo evidenziato da una linea gialla. Dottor Campanelli, una Sì. cortesia. Come non vedevamo molto bene, ho proiettato da qua in loco. Va bene. Se lei mi dice il numero di pagina, così dopo. Sì, siamo a pagina 8. Perfetto, benissimo. Pagina Ok, 8. quindi ci sincronizziamo perché vediamo Sì, anche il sì. suo. Quindi lo Bene, facciamo bene. noi. Sì, Vada sì, tranquillo. bene. Segua pure. Il nostro dispositivo in pratica è un altro che una rotazione quadriennale. Questa rotazione è stata disegnata all'epoca perché doveva assicurare una sufficiente diversificazione culturale e soprattutto una buona copertura del suolo. È composta da 9 specie vegetali che appartengono a 7 differenti famiglie botaniche. Di queste 6 colture, di queste 9 specie vegetali, 6 sono da reddito e 3 sono colture da sovescio.
Molto importanti le culture da sovescio o di copertura, come le vogliamo chiamare, o anche culture di servizio agroecologico, come sono state ribattezzate ultimamente, non solo per la copertura del terreno, ma per le importanti biomasse che apportano al sistema produttivo. Tra l'altro questa rotazione nei primi 12 anni, dal 2001 al 2012, è stata riproposta anche su un terreno vicino a quello biologico, ma gestito con le tecniche dell'agricoltura convenzionale. Descrivo brevemente le tecniche conservative che applichiamo nel nostro dispositivo. Come è noto, le tecniche conservative comprendono sia gli ampi avvicinamenti colturali come anche un'elevata copertura del suolo e le minime lavorazioni o non lavorazioni del terreno. Da diversi anni stiamo studiando una particolare gestione del terreno, diciamo, che prevede la non lavorazione. Per questa ragione nell'officina della nostra sede abbiamo costruito un rullo sagomato, un roller crimper, diciamo, che poi abbiamo armato con dei discissori a disco e a coltello. Nella foto, siamo a pagina 11, potete vedere la versione definitiva. La gestione conservativa si basa sulla terminazione mediante allettamento delle culture di servizio agroecologico. Nella foto potete vedere la terminazione del rafano. Quindi il terreno praticamente contestualmente viene assolcato e sul solco di scissura poi si va a trapiantare la coltura da reddito. Le piante allettate creano un mulching o una copertura vegetale che riduce l'erosione e ostacola poi le erbe infestanti. Le condizioni nella rizosfera cambiano quando si adotta questa strategia. In questo grafico ho riportato l'umidità del terreno tra 10 e 20 centimetri, con la linea rosa l'umidità del terreno contenuta dopo l'allettamento dell'orzo. In basso una linea gialla evidenzia invece l'umidità del terreno dopo l'orzo sovesciato. Come si vede l'umidità è maggiore nel terreno terminato in modo conservativo. Viceversa invece le temperature sono più basse. Questo potrebbe far pensare anche alla possibilità di risparmiare l'acqua, di ridurre i volumi di adattamento. In generale, comunque, la tecnica consente diciamo un'abbreviazione dei tempi per preparare il terreno, ma anche un forte risparmio di gasolio e quindi anche minori emissioni di anidride carbonica. Ecco come si presenta un campo di pomodoro subito dopo il trapianto. In quest'altra slide abbiamo invece il pomodoro in prossimità dell'inizio della raccolta. Come si vede, le piante hanno una buona condizione vegeto-riproduttiva. In questo caso si trattava di una prova varietale di ibridi e varietà che abbiamo ottenuto nel nostro istituto specificatamente per la coltivazione col metodo biologico nell'ambito di un progetto europeo che era il progetto Horizon 2020 Brezov. Il peperone dopo la coltura di copertura di veccia e orzo allettato, la lattuga, quello che si può notare e che abbiamo visto è che le piante sono piuttosto sane quando si adotta questa tecnica e si hanno anche meno percentuali di scarto. È evidente anche in quest'altra slide dove potete vedere il pomodoro gestito con la pacciamatura artificiale con le normali lavorazioni a sinistra e a destra la stessa varietà coltivata con la tecnica della non lavorazione.
È evidente anche il contenimento delle erbe infestanti. Qui potete vedere a 30 giorni dal trapianto del pomodoro, nella slide, nella foto centrale, la veccia allettata e abbiamo un inerbimento solo lungo le file. Nella veccia sovesciata, nella slide di sinistra, abbiamo un inerbimento a tutto campo e nella slide di destra veccia sovesciata e pacciamata con mater B, dove abbiamo un inerbimento nell'interfila e nei fori della pacciamatura. La stessa cosa succede quando si coltiva lo zucchino, utilizzando l'orzo come coltura di copertura. Diciamo che questa tecnica ha un effetto, ha un'influenza anche sul contenuto di azoto nella soluzione circolante del terreno. A destra abbiamo lo zucchino coltivato dopo orzo sovesciato, quindi interrato, a sinistra lo zucchino coltivato dopo la terminazione conservativa e si vede si nota chiaramente la differenza di accrescimento. A parità di input fertilizzanti, nell'orzo sovesciato le piante hanno uno sviluppo, un accrescimento ridotto. In definitiva, la gestione conservativa che abbiamo studiato, che stiamo studiando, hanno notevole potenzialità, a nostro avviso, soprattutto per recuperare e mantenere la fertilità dei terreni, consente di intervenire in modo molto tempestivo per preparare il terreno, favorisce la biodiversità dei sistemi culturali in termini di entomofauna terricola, di microbiologia della rizosfera. Il sistema è più resiliente, l'abbiamo visto dalla sanità delle piante, consente poi una riduzione degli input energetici, è evidente, e vi sono minor rischi di erosione e di lixiviazione. Fra le criticità, a mio avviso, una di quelle più, diciamo, più importanti è che spesso c'è lo scetticismo negli imprenditori per utilizzare le cover crop, perché sono viste come un costo nell'immediato. In realtà dovrebbero essere considerati un investimento per il futuro dell'azienda, a mio avviso. E poi c'è anche una carenza nella meccanizzazione, soprattutto per quanto riguarda il contenimento delle eventuali rinascite di erbe infestanti dopo la terminazione. Passo quindi rapidamente a dire qual è il contributo appunto di questo approccio che abbiamo avuto di ricerca sulla qualità del suolo. Allora, come ho detto prima, la rotazione per i primi 12 anni è stata gestita sia in biologico, sia su un terreno vicino in convenzionale. Ora nel terreno biologico abbiamo avuto un incremento dall'1,1 all'1,4-1,5% nei primi 10 anni di attività. Nel terreno convenzionale la percentuale è rimasta pressoché costante. Ad oggi, attualmente, nella gestione biologica siamo intorno all'1,8% e sembra che ci sia una stabilizzazione del contenuto percentuale di questo parametro negli ultimi 6-7 anni, perché non abbiamo notato più incrementi, insomma. Ad ogni modo, il passare dall'1,1% iniziale all'1,8% attuale di sostanza organica ha comportato un innalzamento delle rese nel nostro sistema, ma anche una loro stabilizzazione e soprattutto una maggior resilienza del sistema, e questo l'abbiamo visto in modo molto chiaro. E quindi tornando diciamo, a quello che era l'obiettivo iniziale di valutare la gestione biologica, diciamo che ad oggi potremmo effettivamente esprimere un giudizio più compiuto su quello che sono le esternalità positive di questo modo di gestire. Inizialmente in questa slide ho riportato gli input e gli output nei primi
al 10° anno praticamente dall'inizio della nostra esperienza. E inizialmente l'intera rotazione nel 2010 richiedeva 810 unità di azoto contro le 900 unità della gestione convenzionale. Intendo azoto apportato esternamente come da pellettati organici, quindi da fertilizzanti organici autorizzati. Attualmente gli apporti azotati sono riusciti a ridurli a 600 unità complessivamente, circa 150 unità ad ettaro, e questo grazie diciamo, all'innalzamento della fertilità del terreno. Al 10° anno, poi, per quanto riguarda le rese, la lattuga e la soia scontavano una differenza, una minor produzione statisticamente significativa in biologico rispetto al convenzionale. In questa immagine potete vedere la copertura del terreno nel periodo invernale della rotazione. Abbiamo valutato anche i rischi di lisciviazione nel periodo invernale su cavolfiore e nella gestione convenzionale di cui vi dicevo prima, dai prelievi che abbiamo fatto grazie a dei lisimetri e assunzione, abbiamo visto che i nitrati stavano intorno all'1 a un grammo litro nella gestione convenzionale contro 0,3-0,4 grammi litro della gestione organica, quindi minor rischi di lisciviazione sicuramente. In collaborazione con l'Università di Bologna abbiamo monitorato per diversi anni gli artropodi bioindicatori su pomodoro da mensa e fagiolo, perché volevamo in qualche modo vedere quello che era il disturbo antropico sull'agroecosistema, e abbiamo visto comunque un generale aumento di densità di attività nel terreno biologico di questi artropodi. E il pomodoro è apparso come la coltura dove più forte è stata la differenza tra biologica e convenzionale per quanto riguarda il contenuto di artropodi. Evidentemente le tecniche agronomiche convenzionali applicate in pomodoro hanno fortemente impattato sull'agroecosistema, a differenza di quanto è accaduto in fagiolo. Addirittura una specie di carabide, Brachypus scropleta, è stato riscontrato sempre e solo nel sistema biologico e mai in quello convenzionale. Probabilmente perché diciamo, questa specie ha molto risentito dei trattamenti fitosanitari e quindi potrebbe essere un ottimo bioindicatore. Un particolare approfondimento poi è stato condotto in uno studio che abbiamo pubblicato nel 2022 per vedere se la gestione agronomica, oltre ad influire sulle diverse specie di artropodi bioindicatori, poteva avere un effetto anche sul microbioma intestinale di questi. E quindi è stato analizzato il bioma intestinale del Coleoptero Pseudophonus rufipes, che è considerato un carabide di elevata rilevanza ecologica, ed è stato riscontrato che la gestione agronomica va ad influire soprattutto sull'abbondanza percentuale delle diverse famiglie di batteri. Nella gestione biologica sono state riscontrate una maggiore abbondanza di batteri della famiglia delle bifidobacteriacee e delle spiroplasmatacee, che sono considerati, diciamo, batteri buoni. Nella gestione convenzionale invece gli artropodi avevano nel loro intestino una maggiore abbondanza di enterobacteriacee, che sono una specie studiata molto negli afidi, dove sembra che sopperisca alle diete sbilanciate. Quindi in definitiva la composizione del microbioma intestinale di questo coleottero può avere un'importante valenza agroecologica e potrebbe essere essa stessa un bioindicatore sullo stato di salute dell'agroecosistema. Ancora un minuto per cortesia, dottor Campanelli. Sì, allora passo subito alle conclusioni. Salto tutto. In conclusione vorrei dire che i temi trattati nella nostra ricerca di lungo periodo, in particolare le pratiche di carbon farming, quindi il sequestro del carbonio nei suoli, sono presi in considerazione anche in altri long term experiment che sono attivi nei centri del CREA. Il tema è quindi di forte attualità, tanto che a livello europeo il regolamento
3012 del 2024 propone un quadro di certificazione per gli assorbimenti del carbonio e la riduzione delle emissioni, e quindi fortemente avvertita la necessità di avere un'attività, diciamo, di coordinamento per mettere a sistema tutte le potenzialità delle diverse pratiche applicate a diverse filiere, orticole, cerealicole, vitivinicole, eccetera. Ed è questo l'obiettivo di una proposta progettuale attualmente in fase di valutazione del Ministero dell'Agricoltura, che è stata presentata dal collega dottor Stefano Monaco. E ci tengo infine a ribadire le grandi potenzialità degli esperimenti di lungo termine, in quanto sono in grado di fornire robuste informazioni scientifiche a 360 gradi sui diversi temi agricoli. Nel nostro caso, del nostro dispositivo, le ricerche hanno evidenziato l'efficacia della coltivazione col metodo dell'agricoltura biologica, unitamente all'impiego delle colture di servizio agroecologico. Questo ai fini della salute del suolo. Le gestioni proposte hanno incrementato il carbonio nel suolo, migliorato l'attività microbiologica nella rizosfera e la resilienza dell'intero sistema. Nello stesso tempo il dispositivo ha consentito anche una buona produzione scientifica, che era uno degli obiettivi iniziali, con oltre 70 articoli su riviste referenziate, e ha favorito la divulgazione grazie alle giornate aperte che organizziamo nel periodo estivo. Quindi il long term experiment si presterebbe anche per ospitare un living lab, cioè un gruppo di lavoro permanente di agricoltori, tecnici e ricercatori per progettare, coprogettare le ricerche in modo condiviso in base alle esigenze. Il lungo periodo è che è molto legata al flusso di finanziamenti, il quale, se non è costante, potrebbe vanificare il diciamo, patrimonio dei dati acquisiti se si dovesse interrompere. Avrei terminato, grazie. Dottor Campanelli, grazie mille. Visto in questa sperimentazione di lungo periodo da parte del CREA, molto interessante, una comparazione tra l'agricoltura convenzionale e il biologico, i termini di parte di resa, di del suolo e di stoccaggio di carbonio. Adesso lasceremo la parola a Andreas Friesbach di FIBO. FIBO è un istituto svizzero. Andreas parla inglese, parla N lingue, non l'italiano, quindi parlerà inglese e ci racconterà un'esperimentazione di lunghissimo periodo, 45 anni, di comparazione tra sostanzialmente un'agricoltura convenzionale, una biologica e il biodinamico, in una struttura, diciamo, che probabilmente è il più completo e avanzato in Europa. Grazie Andrea, grazie a te la parola. Chiedo a Lorenzo, che è in supporto alla traduzione, mi promette di dare anche una mano in. Yeah, good afternoon, everybody. Thank you for inviting me to this conference, and I'm grateful to be able to present results from our long-term experiment in Switzerland. It's an experiment comparing biodynamic or bioorganic and conventional farms. Quindi è una sperimentazione di lungo periodo che fa il confronto tra tre grandi trattamenti: il biodinamico, il biologico, la traduzione di organico biologico, e il convenzionale. It is in the close vicinity of Basel, and it was taking place in a period when the temperature in the region was already increasing by 1.5 degrees during the period of the lockdown. È cominciata nel 1978, ma già quando la temperatura in Svizzera stava cominciando ad aumentare, e adesso siamo all'1,5. You see a picture of the trial here, and the farmer group that's included in the trial to criticize what we are doing with those here. Sono controllati da un gruppo che rompe i sentimenti. This is the trial we are comparing, as we said, biodynamic, bioorganic, and conventional farming, all with manure application.
And we have two control systems, the non-fertilized and the mineral fertilizer control. Allora, il sistema prevede un testimone assoluto senza fertilizzazione, né organica né inorganica, che sarebbe il grigio sulla sinistra. Questo invece è solo la concimazione minerale. Gli altri sistemi, compreso il convenzionale, hanno il letame, come avevamo visto nella presentazione del professor Berti, un trattamento simile, e il letame che viene fornito a due livelli, un 0,7 e 1,4, che sarebbero rispetto alla media diciamo, della dose che viene distribuita nelle aziende svizzere. Premetto una cosa che adesso dirà, loro sono confronti di pacchetti di coltivazione che simulano quello che fanno esattamente in Svizzera, diverse realtà svizzere. Non è un confronto fra stessi livelli di concentrazione. Se il pacchetto prevede di dare più azoto, quel pacchetto più azoto è il modo di coltivare che hanno loro con tutti i fattori al loro interno. That's it. Yeah, I want to continue. So it's crop rotation, it is a 7-year crop rotation, and it is running 3 times in the field trial to increase statistical power. And we have maize, soybean, winter wheat, potato, winter wheat again, and grass clover in the rotation. And in between, whenever the soil is open, this covers with the green number. Ci sono stati 5 cicli di rotazione, sostanzialmente, quelli in cui io adesso sta riportando. Ovviamente ciascuna rotazione c'era più lunga, andava avanti e con uno sfasamento tra le culture nello stesso anno. The inputs to the farming systems, they vary according to their intensity. The organic systems receive about 50 to 60% less nutrients. And when you look at nitrate and ammonia inputs, they are even 80% lower than in the conventional systems that are considered here to be 100%. These are the actual figures here. And when you look at the organic matter inputs, because we're talking about the soil quality today, they are about 20 to 12 to 13% lower in the true organic system as compared to the conventional system with manure because of the longer manure composting. Questi sono gli input togliendo le perdite che ci sono state. Il rosso è il convenzionale con il letame. Qui non c'è perché non c'è letame, il convenzionale senza letame, e poi ci sono il biodinamico verde e il biologico azzurro. E i sistemi anche di trattamento del letame danno diverse perdite, per questo ci troviamo apporti effettivi diversi perché le perdite anche sono state diverse. In the following slides, you see differences in pesticide application, but this is probably not so important, but it shows there are differences between the systems. And here you see crop yield results in the different farming systems. The soybeans are similar between all the farming systems, they don't react, but potatoes are the most sensitive to organic and conventional. Allora, in questo caso ci sono tutti i trattamenti, compresi i 2 livelli che vi ricordate di apporto di letame che loro hanno dato, e qui ci sono tutti i colori. Però fa un confronto mediando il convenzionale con i 2 sistemi biologici, biodinamico e biologico, nel senso, diciamo,
che conosciamo noi e anche loro considerano. E queste sono le produzioni della media di tutti questi cicli che vi ho detto fino al 2002. 2002. Ok. Fino al 2002 questi sono i risultati, le differenze fra il convenzionale e il biologico mediato, il biologico e il biodinamico mediati. E voi vedete che per quanto riguarda la soia più o meno i livelli produttivi medi sono stati gli stessi fino al 2002, mentre negli altri casi il convenzionale, che era il biologico rispetto al convenzionale, ha fatto 12% di meno, 9% di meno, eccetera. Fino al caso della patata che è meno 32, ma la patata ha avuto dei problemi di posizionamento che hanno cambiato la posizione della patata perché non mi avevano conosciuto e hanno fatto la patata dopo il fatto. Comunque, successivamente al 2002, lo dico perché lo so, così dopo you can go on. Successivamente questa differenza è andata man mano riducendosi. Ai giorni nostri, dal 2002, siamo arrivati da un meno 20 in media, che vedete scritto là, a un meno 15, cioè i sistemi si stanno avvicinando. I can show you the annual crop yields in all the systems, but I don't think that we go into detail. But this is now the most important figure, and then the one thread, the annual change in the soil organic carbon stocks in the top 20 centimeters. They are shown here. The only system where we have a strong or an increase at least is the biodynamic system with manure from 1.4 units. So this is composted manure. It is implied in biodynamic carbon. The only system that shows a significant increase compared to the baseline. Which is the baseline? What The baseline is the conventional system. The conventional system didn't change at all over the time. And so you see here that there is a little increase, but it's not significant. Ok, allora no, sorry. Allora, in questo caso questa è una pubblicazione che è stata fatta sui dati, una peer review, in un giornale peer review, dove si è cercato di vedere che i primi 20 centimetri l'andamento dello stock di carbonio. Il benchmark, lo standard, era il convenzionale. Quindi tutto è riferito al convenzionale che abbiamo visto prima descritto. E voi vedete che il biodinamico e il biologico si sono portati sopra lo standard e leggermente sopra lo standard si è portato anche il convenzionale che aveva il letame, che conferma quanto riportato il professor Berti prima e quanto, diciamo, l'azienda, mi permette un commento, in addition, nell'azienda con la stalla di una volta, sostanza organica anche molto grossolanamente stranamente che facevamo sul manteneva perché il letame che veniva continuamente applicato portava, magari non cresceva, ma si manteneva a quel livello di sostanza organica. Quando abbiamo fatto due cose contemporaneamente, continuato a non fare, tenere il terreno nudo e abbiamo anche tolto la restituzione, il sistema ha prodotto e sono i risultati della nostra. Prego. And I think one point that needs to be stressed here is that this increase is happening against the temperature. So we have 1.5 degrees temperature increase, and this is counteracting soil organic carbon. So probably under different conditions it would have been even higher. Allora ci sta dicendo che
ritiene che l'aumento di temperatura contrasti l'aumento della sostanza organica nel terreno, e noi possiamo anche capirlo, e quindi il dato che noi vediamo positivo di alcuni sistemi sarebbe più rilevante se in condizioni di temperatura costanti, ma costanti non sono, quindi è inutile che faremo più discorsi. Comunque, è quello che sta accadendo. Here we are looking at the subsoil of the farming system. You see that the differences are not so high anymore when we only analyze the levels as such. But of course, the difference in carbon stock, the total, they are getting a bit higher. Yeah, this is the only time when we analyze all the 96 plots down to 50 centimeters, because it's hard work to do this on a soil. Wait a second. Wait a second. Back again. Okay, thank you. Diciamo che il sistema biodinamico ha dato una performance diciamo che si è distinta, non particolarmente diversa, ma diversa dal biologico. Was the difference statistical significant? No, we don't have it. We are here only for each layer. Not for the not for the top. So, non era statisticamente significativa la differenza, mentre la differenza, lo conosciamo bene questo, la differenza tra gli strati, cioè contenuto di sostanza organica tra gli strati era statisticamente significativamente diverso, ma tra i sistemi biologici, biodinamico e biologico, non c'era differenza. Però si sono posti più in alto nella classifica. C'era però era statisticamente significativamente inferiore il non fertilizzato e what was the other significant difference between biodynamic and the other three? Which were what were the other differences? No, sorry, no. I mean the biodynamic, the best, and which were statistically different at the same layer level. They had the same amount of livestock that is producing manure, but here in these systems we have less manure applied. Was this different statistically significant or not? No. Quindi no. Which one? What Only ones? this. Only this and this. Quindi only these two were, solo quelle due erano statisticamente differenti. Tutte le altre dal punto di vista statistico, pur numericamente un po' diverse, erano dello stesso gruppo. This is the geological variability. Yeah, so we don't have any influence. If you go down to 50 centimeters, we don't have enough influence on the plot. No, 20 centimeters. Non era proprio la tecnica culturale che portava questo per loro eravamo più o 20 centimetri sostanzialmente, quindi non ci possiamo immaginare delle Yeah, we did a lot of research on soil quality parameters, biodiversity, but in order to be consistent with our GET goal, I just want to show how much more important the nitrogen fluxes are in comparison to the carbon gains. Here we have negative emissions, that's why it's negative, but it's a positive carbon sequestration. But the emissions that come from the application of nitrogen fertilizer or from the biological process in soil, they are making bigger difference when it comes to climate change. And when we are talking about this in a longer perspective, I think we have to keep the production. Qua ci sta parlando dei gas clima alteranti che i diversi sistemi producono.
e qua dice la differenza è molto forte. I due sistemi biodinamico e biologico hanno dato apporti di gas climalteranti nettamente inferiori rispetto agli altri due sistemi. Questo provo a pensare che uso fertilizzanti chimici, ovviamente questo porta già a dei valori diretti e indiretti diversi, però per ovvi motivi. E sia in termini di totali, ma anche delle singole componenti. Prego, Andrea. Yeah, so I come directly to the conclusion. These are that the crop yields in the first phase of the long-term experiment were much more different between organic and conventional than in the later phase. Because it went down, the yield gap between organic and conventional went down from 20 to 15%. The two organic systems still. CRP è Crop Rotation Period, periodo di rotazione. I primi 3 periodi di rotazione, l'abbiamo già visto prima, fino al 2002, hanno dato una differenza in meno dei sistemi biologico-biodinamico rispetto al convenzionale del 20%. Più avanti, invece, la differenza si è ridotta significativamente e si è arrivati a un 15% in meno. 15% in meno, did you consider also the previous year to calculate? Yes. So this means that in the second 2 cycles, the difference was even further. Quindi il ragionamento è questo, sono 15% in meno dopo, considerando tutto, che significa che negli ultimi 2 cicli la differenza sarà stata 10 o anche meno per poter compensare la differenza precedente. Then one important message that I would like to stress again is the additional yield in conventional systems comes with costs for industrial input that reduce the economic outcome, increase the energy use with negative environmental consequences. I think that is one important conclusion that needs to be considered in the future. Allora adesso penso sia chiaro lo stesso, ma la seconda considerazione è che i due sistemi, dinamico e biologico, si basano sul ciclo della sostanza organica e sull'uso dell'etame, come abbiamo visto, mentre gli altri sistemi si basano su fattori di produzione con un elevato costo energetico, industriale, eccetera, e quindi porta poi al rilascio di gas climalteranti che arrivano. Quindi in un bilancio energetico, diciamo, sono favorevoli i due sistemi organico. Yeah, another point that I didn't show in detail is that the organic farming systems show better soil quality and a higher biological diversity. We find more species of any organism in the organic. Allora, qua ci parla, sì, in questo momento ci guarda lato aspetto sull'effetto sulla qualità del suolo in generale dell'agroecosistema tra biologico, biodinamico e convenzionale, e è risultato chiaro oltre ogni ragionevole dubbio che i due sistemi biologico e biodinamico aumentano la biodiversità in generale, sia in termini di numero di specie, di densità delle specie in attività biologica. Cosa che vediamo anche noi già in poco tempo quando cambiamo le pratiche agricole. Grazie Andrea, grazie mille. In questo convegno saranno tutti i contatti, quindi saranno disponibili
per quanto riguarda il cibo, questa sperimentazione ha un documento scientifico di una cinquantina di pagine che si chiama Doc Trials, IOK, che è molto ricco e quindi potete trovare un'infinità di prove, visto che probabilmente è l'esperimento che confronta queste tre tecniche più importante, più a lungo respiro essenzialmente che c'è a livello internazionale. Bene, adesso passiamo all'ultimo intervento, ok, con Cinzia Panigada, ok, eccola qua, prego, in cui vedremo un po' come la digitalizzazione, quindi i sistemi digitali, possono effettivamente aiutare l'agricoltura, quell'agricoltura che noi vogliamo avere, quell'agricoltura che guarda al futuro, che guarda al miglioramento, che guarda quello che abbiamo detto al carbon farming, come la digitalizzazione e le tecnologie possono effettivamente dare una mano a raggiungere meglio questi obiettivi. Grazie Silvia. Buongiorno a tutti. Abbiamo visto degli esperimenti scientifici molto robusti e di lungo termine, dati raccolti per anni, analizzati, elaborati. Ora quello che vorrei presentarvi è un progetto ambizioso che è quello di digitalizzare l'agricoltura in modo di raccogliere questi dati, poterli mantenere in una piattaforma condivisa e operativa in modo di poterli anche confrontare e di unire questi dati che si possono raccogliere per nuove elaborazioni, per produrre nuova conoscenza. A questo scopo vi parlerò del progetto Infagri, che è un grosso progetto del PNRR che ha questa grande ambizione di costruire una infrastruttura innovativa proprio per l'agricoltura che raccoglie questi dati. E raccontandovi di questo Infagri vi farò vedere come i dati di Infagri possono poi servire per andare a misurare quindi carbonio e la biodiversità, quindi come si può andare a quantificare come questi dati possono in qualche modo dare un'idea quantitativa della sostenibilità di un'azienda agricola. Partendo dal primo punto, quando noi parliamo di digitalizzazione in agricoltura, parliamo di utilizzo di tecnologie digitali che, come sappiamo, non sono sostitutive di quella che è la conoscenza e la tradizione, ma si integrano, e quindi parliamo di misure fatte con sensori più o meno innovativi, perché si passa da delle normali stazioni meteo a stazioni molto più complesse in grado di misurare i flussi di carbonio, a dati satellitari, a dati che provengono da droni, e per poter elaborare e integrare questi dati servono software, servono algoritmi e serve uno spazio fisico, un'architettura informatica dove poter fare queste cose, dove poter avere a disposizione. Quindi digitalizzare vuol dire raccogliere dati da strumenti più o meno sofisticati, metterli in un sistema comune, armonizzarli e renderli fruibili per creare nuova conoscenza. A me piace pensare che è comunque un ponte tra innovazione e natura. Io ho delle basi, arrivo dalle scienze ambientali, quindi non ero così tecnologica all'inizio, e è un'integrazione tra conoscenza, tra tradizione e la tecnologia, che deve essere solo a supporto di facilitarne l'elaborazione e di renderla fruibile, creando nuova conoscenza. Il progetto Infagri è un progetto che ha questa enorme ambizione, è un progetto finanziato dal PNRR, è una SCAR che capitana questo progetto, in particolare in privato e pubblico. Nel privato c'è Urul, che fa parte del gruppo BF, e nel pubblico c'è l'Università Federico II. L'infrastruttura, il progetto è un long term experiment, nel senso che non è un progetto PNRR che durerà 2 anni, è un progetto che ha l'ambizione di durarne 18. 3 anni di sperimentazione, di messa in atto del progetto vero e proprio, e poi dovrebbe vivere per almeno 15 anni. Quindi dovrebbe permettere di raccogliere dati e di renderli fruibili, e si spera che poi possa andare avanti. Che cosa prevede Infagri? Prevede una rete di sensoristica che inizialmente era prevista per delle regioni del sud, mentre adesso sta ampliando il proprio parco regionale anche al nord, quindi tutti possono aderire al progetto Infagri.
Prevede quindi il posizionamento nelle aziende agricole di stazioni, da stazioni meteo semplici che misurano quindi base, misurano dati meteorologici base che permettono poi di produrre previsioni, quindi saranno dati che nella rete di Infraghi permetteranno la previsione meteo e non solo il dato del reale e del presente, e dati invece molto più complessi. Noi all'interno della rete Infragri abbiamo ad esempio quelle che vengono chiamate torre Eddy, che sono delle torri che misurano i flussi di carbonio, gli scambi quindi tra suolo, vegetazione e atmosfera di CO2 e H2O, una tecnologia che è stata moltissimo usata nel campo della ricerca ma che non era così accessibile perché aveva una difficoltà di gestione infinita. La Lycor, che è questa azienda che produce questi sensori da moltissimi anni, ha messo in commercio quest'anno una nuova torre più semplificata, di più facile uso. Infraghi sta comprando 20 torre che serviranno proprio per monitorare gli scambi gassosi nelle diverse pratiche di utilizzo nell'agricoltura. Qui vedete altre sensoristiche che tutti voi probabilmente chi fa agricoltura, ricerca in agricoltura conosce, per altri sono comunque dei sensori di bagnatura fogliare, dei sensori di misurazione di umidità del suolo, ci sono delle fototrappole, perché? Perché Infragri ha l'ambizione appunto di raccogliere dati per creare poi dei servizi che adesso andremo a vedere. Queste sono le stazioni meteo, la disponibilità è superiore a 2000, sono 2200 le stazioni medie più molta altra sensoristica, tra cui anche droni di nuova generazione. A chi è rivolto Infragri? È rivolto al mercato privato perché si dovrà sostenere, quindi dopo questi, siamo nel terzo anno, dopo questi primi anni dovrà autosostenersi, ma si rivolge comunque a soggetti istituzionali, anche pubblici, perché questi dati avranno una valenza. Ormai sappiamo che nel mondo del tutto si può fare, quello che manca veramente è il dato vero. Questo è un progetto che prevede la raccolta di dati per poi creare nuova informazione. Quindi il dato potrà essere poi fruito da diversi soggetti. Quando parliamo di integrazione, come dicevamo prima, parliamo di dati teleelevati e quindi nel servizio base di Infragri si prevede che all'acquisto del canone che sarà facilitato per via del fatto che è un PN, un progetto finanziato, verrà quindi data una capanna meteo scelta in base alla necessità, diciamo, aziendale, e si potrà accedere al dato satellitare della missione Copernicus, il dato Sentinel-2 che molti di voi conoscete e che permette di monitorare temporalmente l'evoluzione fenologica dell'agricoltura durante appunto tutto il ciclo della tecnologia. Questo dato verrà integrato con il dato raccolto dalla capannina, dato meteo, la forma più semplice. Se faremo esperimenti più complessi sarà il dato della torre Eddy, quindi proprio i flussi di CO2 giornalieri, e l'integrazione dei due dati, quello che dicevamo, porterà a nuova conoscenza. Tramite che cosa? Tramite ricerca ancora, quindi aperti al dialogo con ricercatori che metteranno a punto gli algoritmi che relazionano questi dati, e l'insieme di queste cose porterà, che dicevamo, nuova informazione per cultura. Che quello a cui mira questo progetto è quello di andare verso un'agricoltura più sostenibile, e quindi si parla di ISS, sia per la protezione, per la difesa, che per la nutrizione della vegetazione, e si parla comunque di monitoraggio anche dei flussi di carbonio, quindi cercando di garantire, diciamo, delle coltivazioni più sostenibili. Abbiamo da una parte quindi l'agricoltura di precisione con mappe di prescrizione, e dall'altra la parte di sostenibilità di Infragri, che vuole da una parte, come avete già visto nelle presentazioni precedenti che sono state chiarissime, vuole limitare i flussi di quelli che noi chiamiamo gas terra e aumentare quello che è lo stock di carbonio del suolo. Queste sono le tecniche di gestione di cui hanno ampiamente parlato
ricercatori ben più solidi sull'argomento, quindi non mi dilungo su questo, vi faccio però vedere il primo esperimento che stiamo portando avanti di misurazione effettiva dei flussi di carbonio e di metano. In questo caso queste sono 2 torri Eddy installate in un'azienda agricola che è SIS, sono state proprio attivate venerdì scorso, quindi stanno iniziando a misurare flussi di carbonio, flussi di CH4 e verranno associate delle misure di N2O in collaborazione con l'IBE CNR. E per andare a calcolare che cosa? Per andare a quantificare veramente cosa succede se io, anziché buttare le stoppie del riso, le interro. Quindi in questo esperimento abbiamo 2 prove, ovviamente sono 2 perché queste torri costano 80.000 euro l'una, quindi non si possono fare così tante tesi come abbiamo visto negli esperimenti precedenti, si faranno più anni, quindi il fatto di avere solamente 2 parcelle renderà poi necessario fare più anni per avere un campione solido, per vedere se effettivamente ci sono differenze significative tra emissioni di carbonio, magari interrando le stoppie si riduce la CO2, sulla emissione del metano è ancora tutto un po' da scoprire. E questo vuol dire avere dei dati scientifici che poi entreranno in modelli. Cosa faranno questi dati? Possono aiutare a calibrare i modelli, possono aiutare a validare questi modelli che diventeranno poi modelli di prova nei vari schemi che dicevamo di finanziamenti al carbon power. 5. Yes. Sempre all'interno di Infragi abbiamo la possibilità poi di fare stime vere, stime di carbonio, e quindi di nuovo con metodi di telerilevamento si può vedere dove i suoli sono più diversificati e poi si fanno delle normali analisi del suolo facendo analisi chimiche di laboratorio. Quindi qua ancora come il telerilevamento può aiutare nella misurazione, diciamo, di quantità che servono proprio per provare che gli esperimenti che l'agricoltura sta andando nella direzione della sostenibilità. Sempre nell'ambito di Infragi, questi dati che si raccolgono possono servire a alimentare modelli. I modelli non si alimentano se tu fai un esperimento come quelli che abbiamo visto, che sono esperimenti che parlano da sé, sono dati che sono stati calcolati per anni. Ci sono però modelli che cercano di simulare quello che i ricercatori hanno fatto con studi di diversi anni. Noi abbiamo scelto come modello al momento il modello Sandy, che è un modello che è in grado di produrre quella che si chiama footprint aziendale, andando a stimare le emissioni di carbonio e lo stock nel suolo. Abbiamo scelto questo perché è un modello che rispetta gli standard internazionali, nel senso che è stato fatto seguendo i protocolli dell'IPCC, che sono i protocolli utilizzati proprio per i calcoli delle emissioni di gas serra, è certificato ISO 14064. E cosa comporta questo? Cosa serve questo modello? Vai, vediamoci della stabilità. Quindi gli input del modello sono qua riportati, sono tutti input qualitativi e quantitativi della come viene gestita un'azienda, e alimentando il modello con tutti questi dati possiamo avere poi una quantificazione oggettiva di qual è l'impronta dell'azienda. Questo è un esempio, una simulazione, perché dati reali ancora non abbiamo proprio con dati reali, ma sono dati di un'azienda, ad esempio, convenzionale, dove si vede come il bilancio netto di carbonio è emissioni di gran lunga superiore al sequestro. Questa è un'azienda di circa 100 ettari e cosa fa questo modello? Prevede anche di dare supporto alla scelta dell'agricoltore dicendo quali sono le pratiche che meglio porterebbero a diminuire le emissioni aumentandone invece lo stock. Questo è essendo Infragi una piattaforma digitale, prevede che il rapporto sarà un rapporto cartografico, quindi se io do le informazioni campo per campo avrò un valore totale aziendale, ma il valore che poi io posso riportare cartograficamente è il valore campo per campo, perché so una gestione diversificata del campo, questa io vedo nella mia lo stesso, quella è una mappa di emissioni, questa è una mappa invece di stock, quindi avremo le sue informazioni.
poiché sappiamo ora che la biodiversità va di pari passo con l'utilizzo del suolo in modo più rigenerativo, e non si può più parlare di footprint di carbonio e di diminuzione della footprint di carbonio senza parlare degli effetti sulla biodiversità. Sandy prevede anche un modulo che aiuta a calcolare la biodiversità dell'azienda. In che modo vengono quantificate la presenza di elementi di paesaggio che portano a un maggiore livello di biodiversità, e quindi elementi tipo le strisce tampone non coltivate, margini fioriti, le siepi, viali azzerati, chiari, eccetera, presenza di stagni, elementi di raccordo e quant'altro. E come vengono mappati questi elementi? Questi elementi di nuovo vengono mappati con quello che noi chiamiamo digitalizzazione dell'azienda. Questo per chiudere, vi faccio vedere proprio un esempio perché stiamo collaborando già con l'azienda San Michele, stiamo calcolando la footprint e l'indice di biodiversità, e in questo caso vedete l'azienda San Michele a Jesolo, azienda di Natura Sì, con i campi digitalizzati. Tramite immagine ad alta definizione geometrica e ad alta definizione temporale vengono mappati vari elementi del paesaggio, e gli elementi di paesaggio poi, a seconda della dimensione, delle connessioni l'uno con l'altro, eccetera, portano a quantificare il livello di biodiversità. Un range che è proprio quantificato, nel senso che va da 0 a 5, e quindi tu hai un'idea della tua azienda e di nuovo come la puoi migliorare, cosa puoi aumentare i filari, puoi aumentare i margini fioriti, eccetera, eccetera. Poiché non è sempre facile andare a quantificare cose con gli occhi, è vero che è bellissimo fare rilievi di campo, camminare in azienda, ma non è sempre facile se l'azienda soprattutto è di grossa dimensione. Noi ci avvaliamo appunto dell'utilizzo di droni, quindi abbiamo droni di nuova generazione. Qui avete un drone multispettrale che permette quindi di calcolare indici di vegetazione, per esempio enfatizzano le fioriture. Poi abbiamo invece un drone con un LiDAR, che è una camera che permette di ricreare la terza dimensione, quindi permette di mappare anche nella sua terza dimensione l'elemento del paesaggio che è a vantaggio della biodiversità. Yes. Però perdete più bello, perché adesso era lunedì. Secondo me lo consiglio. Allora, qui vi faccio vedere di nuovo quello che dicevamo su San Michele, il fatto di poter avere, oltre all'alta definizione geometrica del drone, di Google, eccetera, la possibilità di avere il dato invece satellitare. Questa è l'azienda San Michele, avete il Google Maps a sinistra che ha un'alta definizione geometrica, però non permette di calcolare quello che ormai tutti conoscono, che sono gli indici di vegetazione. Tutti conoscono l'NDVI, ma in realtà gli indici di vegetazione sono molto di più. Ci sono gli indici di stress idrico, ci sono gli indici di stress perché mancanza di clorofilla, eccetera, eccetera. Attraverso il sensore Sentinel-2 è possibile calcolare diversi indici. Qui vi faccio un esempio. A sinistra l'immagine di un color, a destra per esempio vedete un NDVI che cambia nel corso della stagione tra il 12 aprile 2024 e il 12 aprile 2025. Tornando a quello che ci dicevamo delle pratiche rigenerative, del non lasciare il suolo scoperto, della rotazione, eccetera, eccetera, attraverso questi indici si possono anche monitorare. Questo è un zoom su un campo dove si vede come durante la stagione un indice, il verde diciamo è legato al rigoglio vegetativo, come durante la stagione vegetativa aumenti o in alcune fasi diminuisca a seconda del raccolto di quello che si fa. Se lo vogliamo vedere in un altro modo di visualizzazione, questo è l'andamento dell'indice di vegetazione in questo campo dell'azienda San Michele dal maggio del 2023 al 2025, dove si vede ad esempio chiaramente che l'indice aumenta in corrispondenza di una coltura estiva. Se andiamo per esempio in un altro periodo, lo stesso campo invece è stato utilizzato come una coltura estiva verde ciclo, una coltura invernale primaverile, perché vedete che l'andamento comunque ricostruisce la presenza di una coltura rispetto ad un'altra. Quindi quello che il messaggio che diamo è che la raccolta di questi dati, di queste prove scientifiche, avvalorata dalla presenza di dati che si possono raccogliere invece su un'ampia scala,
che noi prevediamo di raggiungere più di 2000 aziende agricole con il nostro progetto, darà la possibilità di avere una quantità di dati incredibile che, se lavorati bene, porterà veramente molta nuova conoscenza. Grazie mille. Sì, esatto. Scusate, abbiamo un problema di matematica. Gravissimo. E di identità. Voi siete un certo numero qua dentro e ne mancano 30 registrati. Vi chiediamo la cortesia, chi non si è registrato, di farlo al tavolo che sta qui fuori, per motivi di sicurezza e vari. Abbiamo il nostro qui dentro. Io non so se sarò licenziato lì. Prego di Ok, chi mi vuole male? Ci vediamo fra 10 minuti alle 16:15 per cortesia. Grazie.